Troppi rischi, troppi paesi in cui la gestione dell'emergenza coronavirus non è portata avanti come in Veneto e il presidente della regione Luca Zaia firma un'ordinanza per imporre tamponi a moltissime categorie di lavoratori e viaggiatori. Ormai la maggioranza dei contagi in Veneto viene da virus importato. Oggi presentiamo un'ordinanza che va in questa direzione. Perché? Perché i focolai, ho visto anche oggi dei servizi che parlavano dei ragazzi dell'isola di Pag piuttosto che di altre realtà, e oggi la situazione è chiara, è di una situazione regionale assolutamente sotto controllo e sostenibile, ma abbiamo virus che arriva dall'estero e spesso è veicolato dai vacanzieri, da coloro che vanno in vacanza. I tamponi diventano obbligatori per alcune categorie in arrivo dall'estero e l'obbligo è valido per chi si è recato fuori dai confini nazionali nelle 2 settimane precedenti. Ecco chi deve fare il tampone: operatori delle case di riposo e in generale chi lavora in ambito sanitario, badanti e chi presta assistenza a categorie a rischio, operatori agricoli stagionali, chi si è recato all'estero per lavoro o per trasferte fino a 5 giorni, persone che sono state in Romania e Bulgaria. Per quanto riguarda i vacanzieri è obbligatorio il test per chi rientra da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Adesso entriamo in un altro ambito, ci sono i paesi nei quali c'è obbligatoria la quarantena, non si discute. Ce ne sono altri dove non è obbligatoria la quarantena, c'è l'Europa, Malta, Spagna, Grecia e Croazia, dove noi introduciamo l'obbligo del tampone. Questo vuol dire che i vacanzieri, quando torneranno, non avranno nessuna incombenza. Anzi, nel DPCM ieri, nella videoconferenza che ho avuto col ministro, dopo non so se l'ha scritto nel DPCM, immagino anche di sì, dice o hanno un tampone fatto nelle ultime 48 ore, adesso uno va a Rovigno, dice fammi un tampone così vado a casa, non ho incombenze nelle ultime 48 ore, oppure arriva entro 24 ore, deve richiedere la possibilità di fare un tampone. L'ordinanza sarà valida fino al 6 settembre, in modo da poter garantire una grande flessibilità a seconda delle situazioni epidemiologiche che si presenteranno nelle prossime settimane.